Bentornati sul nostro canale, sul canale dell'azienda agricola Vencio. Oggi vi parliamo di un lavoro che dobbiamo fare sempre nel vigneto giovane. Come vi abbiamo fatto vedere qualche video fa, ci siamo occupati del vigneto che abbiamo piantato quest'anno. Oggi dobbiamo andare a fare una pulizia del sottofila, perché dopo vedrete un po' la situazione e il perché usiamo questo attrezzo. E appunto oggi usiamo uno scalzatore che non è altro che un Vomer, una sorta di aratro che entra ed esce dal sottofila, quindi tra un ceppo e l'altro, e porta fuori la terra che appunto si trova nel sottofila. Ecco, in questo caso, come vedete, l'attrezzo non è attaccato né anteriormente né posteriormente, ma è attaccato ventralmente, quindi è una posizione laterale, è anche comoda da vedere da parte dell'operatore, controllare come lavora, ed è azionato idraulicamente. Anche qua chiaramente c'ha delle manopole che servono appunto per andare a azionare i vari movimenti. Questa serve per mandare l'olio in pressione, mentre queste qua due, una alza e abbassa tutto il sistema, e con quest'altra invece si va a regolare l'inclinazione per portare fuori più o meno terra, per dargli più o meno terra al vomere. In questo caso il tastatore non funziona, per cui lo usiamo in modo un po' artigianale, manuale, attraverso l'azionamento di questo cordino tiriamo in dentro quando è ora di far rientrare. Ovviamente bisogna procedere con un'andatura veramente bassa, proprio perché il tastatore non va, e anche perché bisogna consentire all'aratro di entrare e uscire. È un attrezzo che usiamo in emergenza questo, ecco, non usiamo su tutta la campagna, ma andiamo magari in quei 2-3 filari dove serve da far pulizia. Ecco, oggi dobbiamo andare a pulire la fila, quella esterna, rispetto alle file che abbiamo piantato quest'anno di Garganega, perché era quella vicino al grano, al frumento che abbiamo trebbiato in questi giorni, e chiaramente non riuscivamo a passare esternamente a pulire, né con un trattore né con un decespugliatore, e quindi abbiamo aspettato adesso di aver trebbiato, quindi abbiamo messo la porzione di campo libero sull'esterno e quindi andiamo a scalzare, perché chiaramente c'è molto sporco. Ecco perché abbiamo scelto di usare questo attrezzo anziché l'Eco-Row direttamente, perché con questo scalzatore ha questo aratro che asporta diversa terra, diverso quantitativo di terra, e quindi è più efficace rispetto a tutta questa erba molto robusta che c'è. Poi l'obiettivo sarebbe quello, una volta aver pulito, rincalzare e dopo tenere pulito appunto con l'Eco-Row della Berti. Questo sarebbe l'obiettivo, vediamo se riusciamo a farlo. Dopo procederemo sicuramente a pianissimo con questo trattore, proprio perché non dobbiamo andare a danneggiare le barbatelle appena piantate, per cui dovremo permettere al vomere di entrare tra il palo, il ceppo, tra i due tutori, insomma tra un ceppo e l'altro, e dobbiamo riuscire a tornare fuori, portare fuori terra, rientrare, portare fuori terra, per cui avanzeremo a una velocità molto limitata, e come dicevo non è un attrezzo che si usa molto perché appunto ha una velocità di avanzamento bassissima, però in casi così diciamo dove ci troviamo tanta erba, perché magari c'è la fila su una scarpata oppure su appunto una fila esterna dove avevamo un'altra coltivazione, ecco, in questo caso sicuramente ci vale la pena e quindi ci è utile. Allora adesso vediamo se riusciamo a tararlo bene e vediamo che tipo di lavoro viene fuori. L'obiettivo appunto è quello di andare a pulire sottofila e speriamo di riuscirci con questo attrezzo. Così è come si presenta adesso il sottofila, quindi molto sporco,
Dopo vi facciamo vedere una volta passati come viene il risultato finale, e appunto l'obiettivo è quello di andare a tirare via quell'erba lì, così respirano meglio le piante. Adesso ci siamo fermati, così vi facciamo vedere un po' come ha lavorato da più vicino. Vedete, crea questo sorta di solco perché col vomerino entra e esce. L'obiettivo dopo sarebbe quello magari fare anche il passaggio dall'altra facciata, in modo tale da asportare bene la terra una volta per tutte e dopo gestirlo con le corò. Da ripulire il sottofila e asportare le malerbe. Adesso il vomere è nascosto dal fatto che le malerbe rimangono un po' attaccate al vomere stesso, però l'obiettivo appunto è quello di eradicarle, per cui il lavoro va bene.
passaggio della prima facciata, diciamo così. Adesso provo a fare il ritorno dall'altra parte e vediamo se quello che è rimasto riusciamo a tirarlo via del tutto. Qua ero già passato con le corò della Berti, per cui la terra si presenta sicuramente più morbida e anche un po' meno sporca, però gli faccio comunque il passaggio così completiamo bene il lavoro. Questo, come vedete, è un lavoro piuttosto lento ed è per questo che non lo usiamo più di tanto questo attrezzo, perché non è molto diciamo così economicamente sostenibile, però in alcune situazioni come questa un po' critica, dove comunque lavora bene, lo sfruttiamo e poi continueremo a usare le corò, diciamo in situazioni più estreme usiamo questo attrezzo. Come vedete, il lavoro dello scalzatore è appunto quello di andare a scalzare le viti, quindi andare a tirare via la terra e portarla verso l'esterno. In questo modo appunto si eliminano anche le malerbe e quindi si ha meno competizione per quanto riguarda le viti, almeno le viti giovani. Questo è il lavoro finito, diciamo che abbiamo fatto da ambo le parti, come vedete abbiamo scalzato sia da quel lato sia da quest'altro e rimane forse qualche ciuffetto di erba qua e là, però alla fine sicuramente saranno danneggiate le radici, l'apparato radicale, per cui si seccheranno e nei prossimi giorni, se non mette pioggia, passeremo a incalzarle, così gli diamo un altro passaggio e completiamo il lavoro. Qui è il punto dove appunto il Vomer ha lavorato da una parte, qua ha lavorato dall'altra, rimane al centro comunque mossa e lavorata, per cui sicuramente vedete qua c'erano delle radici, sono state rotte, tagliate, per cui sicuramente il lavoro è più che soddisfacente. Proprio in prossimità delle viti magari può rimanere qualcosa indietro, perché quando il tastatore richiama oppure tiri con il filo, insomma, qualcosa rimane, ma è proprio qualche ciuffetto qua e là. Noi siamo arrivati alla fine di questo video, vi abbiamo fatto vedere anche un altro modo con cui gestiamo le viti giovani, il sottofila delle viti giovani. Speriamo che i contenuti vi siano piaciuti. Se volete rimanere aggiornati, iscrivetevi al canale così vi arriva la notifica e niente, ci vediamo il prossimo venerdì con un nuovo video.